Oggi impegnati in una giornata di raccolta alimentare, Gioventù Italiana, anche non solo al Villaggio Mosè ma anche a Fontanelle. Ecco, perché questa iniziativa? Sì, si ha la possibilità, donando un proprio prodotto della spesa, di aiutare la Mensa della Solidarietà, che come noi sappiamo tutti è un luogo dove i cittadini in difficoltà, le famiglie in difficoltà si rivolgono tutti i giorni, preparando con l'ausilio di volontari dei piatti caldi tutti i giorni. Quindi in effetti abbiamo concretamente la possibilità di aiutare i nostri vicini di casa, i nostri concittadini, attraverso l'associazione Gioventù Nazionale. Quindi abbiamo oggi questa possibilità nei 3 supermercati che hanno aderito, quindi Centesimo di Fontanelle, Eurospin di Fontanelle e questo. Ecco, sarà tutta la giornata l'impegno, per cui facciamo un appello, che oggi in tutta la giornata fino a stasera c'è questa possibilità di dare una mano alla Mensa della Solidarietà ad Agrigento. Sì, sicuramente saremo qui fino alle 14 e poi il pomeriggio poi si vedrà come andrà, però auspichiamo veramente nell'aiuto concreto di tutti voi che sicuramente aderirete. Allora, cosa ti ha spinto a questa iniziativa, un giorno per la raccolta alimentare? Allora, penso che sia un modo per sensibilizzare la gente a donare, a cercare di essere sensibile con la gente che ha difficoltà a fare la spesa. Per una causa nobile, perché sì, questi beni andranno a dare una mano a una struttura ad Agrigento importante, sì, come la Mensa della Solidarietà. Allora, saremo qui tutto il giorno cercando di convincere anche le persone a fare un piccolo gesto da donare alle persone che hanno bisogno. Ecco, come sta rispondendo la città, nonostante siano le prime ore del mattino, però un piccolo riscontro già lo avete, no? Sì, devo dire che la gente partecipa veramente con grande entusiasmo. Sono veramente convinta che oggi riusciremo a raccogliere abbastanza prodotti da donare alla Mensa della Solidarietà.